Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi ci colleghiamo con il dottor Gianluigi Tiberio, che è presidente dell'Ordine dei Medici di Udine. Abbiamo colto il dottor Tiberio nel suo ambulatorio perché la sua funzione è quella principale, quella di essere medico di famiglia, medico di base. Intanto buongiorno, com'è operato dal lavoro anche oggi, immagino? Buongiorno a voi. Per la verità, io ho una giornata di perché oggi è prefestivo e quindi siamo un po' grigio, siamo un po' lì. La sentiamo un po' malino col microfono del computer, vediamo adesso se le cose si sistemano un po' meglio. Volevo capire appunto, oggi quindi, vabbè, ma in questi giorni qui so, perché ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, che c'è un incremento notevole di casi di influenza, di ogni genere, di virus. Sì, diciamo che in questo periodo la morbidità per malattie virali è piuttosto numerosa. Sento che anche lei ha qualche di tosse, purtroppo. Quindi tanti virus che circolano, so che anche in ambulatorio tante le persone, però nella maggior parte dei casi sono virus, paravirus. Comincerà adesso anche perché sta già circolando l'influenza stagionale, quindi c'è un bel lavoro per voi medici di base. Sì, c'è un decreto a mobilità, come dicevo prima, si vedono un sacco di virali delle epidemie. Per fortuna non ci sono patologie di rilievo, sono patologie che sono fatte, ma sono di minima entità. Sono di minima entità. Senta, questo per quanto riguarda appunto la situazione generale. E comunque volevo chiederle il consiglio che lei dà in questo periodo di grande circolazione. Tra l'altro anche gli esperti, i medici sentinella, chi raccoglie i dati degli stessi medici sentinella, fa una previsione piuttosto, non dico nefasta, ma insomma una previsione piuttosto pesante per quanto riguarda le festività natalizie, per quanto riguarda appunto l'incidenza, no? di virus circolanti. Quindi che cosa si deve fare? Allora, diciamo che le previsioni non sono buone, speriamo che non siano fermate, nel senso che dopo 2 o 3 anni di uso di medicina, eccetera, la circolazione dei virus influenzali si è fatta un momentino più ridotto, quindi è possibile che noi possiamo avere una maggiore mobilità. Speriamo che non siano vere. E comunque lei consiglia praticamente l'uso di presidi, ad esempio, non lo so, le mascherine, la pulizia delle mani quando ci si soffia il naso, mascherine per evitare di contagiare anche se si tratta di una banale rinite, insomma è sempre meglio stare all'occhio. Ecco, giusto per capire qual è il comportamento che dobbiamo adottare in questo periodo. Diciamo che la mascherina è un video che si adotta in forma un pochettino più pesanti, però sappiamo che a fronte dell'uso della mascherina la possibilità di contrarre queste malattie si è ridotta notevolmente. Negli anni scorsi ne abbiamo quindi la raccomandazione pulire le mani, lavare le mani, contatto con le persone ti permettono di essere contattati. Sì, sono un presidio importante per evitare di rimanere a letto qualche giorno. Sì, quindi a prescindere dal Covid, per qualsiasi virus, mascherina, pulizia delle mani vanno sempre bene. A parte che ricordo che proprio era stata istituita ancora, cos'era, agli inizi degli anni 2000, no? Era istituita addirittura la giornata per la pulizia, per lavarsi le mani, no? Un tempo non si pensava a questi aspetti per quanto riguarda la prevenzione e invece sono aspetti determinanti. Sì, sono delle raccomandazioni efficaci che ci danno la possibilità di limitare al massimo la possibilità
possibilità di essere contagiati. Senta, dottor Tiberio, approfitto del fatto di averla in linea anche per chiederle come sta procedendo, perché recentemente, proprio nella sede dell'Ordine di Udine, avete presentato questa iniziativa. L'Ordine appunto dei medici e odontoiatri della provincia di Udine è è l'apripista per quanto riguarda un progetto a livello nazionale e riguarda la conoscenza la conoscenza e la prevenzione per l'ambiente, per salvaguardare l'ambiente e quanto è importante vivere in un ambiente sano per evitare appunto di incorrere in patologie soprattutto dell'apparato respiratorio. Sì, certamente. Questo da un evento, aggiornamento che abbiamo in maggio, per essere un po', in cui abbiamo portato in evidenza la capacità di attenzione all'ambiente per prevenire un sacco. Vediamo che circa il 30% delle malattie che vengono causate da danni di umidità. Questo è un dato molto significativo, quindi l'attenzione all'ambiente per un sacco di malattie che vanno alla salute. Poi. E come è stata recepita questa vostra iniziativa? Pian pianino sta decollando, no? Un grande interesse a livello nazionale e speriamo che possa portare maggiore attenzione proprio all'ambiente, che ha essere una situazione determinante per tanti fattori climatico, ma adesso sappiamo che è proprio il problema delle persone. Quindi una maggiore sensibilizzazione nei confronti sia dei medici, no? Dei medici sul territorio che degli stessi pazienti, quindi un'occasione buona per parlare anche di queste problematiche. Io approfitto di averla in linea, anche perché so che anche all'interno dell'ordine c'è sempre un po' di mal di pancia, nel senso che si fa fatica soprattutto, in ogni campo, in ogni settore, si fa fatica a trovare medici che sostituiscano quelli che stanno andando in quiescenza. E in questo caso, visto che parliamo con uno che appunto lavora come medico di base, anche per i medici di famiglia c'è questa grossa problematica e che si risolverà non a breve sicuramente. È una situazione che sta progressivamente difficile. Pensi che abbiamo estrema difficoltà a trovare un sostituto per poter che durante la malattia sono state situazioni in cui il Covid ha determinato dei colleghi a lavorare quindi alla fine è una situazione emergenziale, ma anche delle grosse difficoltà che si trovano delle grosse difficoltà a coprire tutti i posti, le zone territorio, sia riguardo i medici di famiglia, ma anche per scelta. Ed è una situazione che sta emergendo perché nei prossimi anni avremo una maggiore difficoltà. Si prevede infatti che nel 2030 circa 470 di famiglie in regione saranno in pensione, a fronte, quindi più di 800 che so. È un bel problema perché so che anche recentemente lei si è trovato nelle condizioni di dover sostituire appunto medici o in malattia o in ferie e quindi già uno di per sé, no, con il suo ambulatorio ha già tanto afflusso un grande afflusso di persone, soprattutto in questo periodo. Immaginiamoci se deve sostituire anche un collega. Ci sono anche dei colleghi che hanno dovuto aumentare il proprio massimale
da 1.500 pazienti a 1.800 per dare disponibilità di essere assistiti. È una notizia di ieri l'altro, dove ci sono un sacco di persone che non trovano per poter scegliere, hanno aperto un ambulatorio dedicato, curato dai medici di continuità assistenziale, per poter dare risposte a persone che non hanno il medico. Così, quindi trovato almeno un escamotage temporaneo. Secondo lei quanto tempo ci vorrà per riuscire a risolvere la situazione? Perché bisogna aspettare che abbiano terminato la scuola di specializzazione, ossia il CEFORMED, no? I 3 anni del CEFORMED, prima di vedere collocati e sostituiti i medici. Quindi quanto ci vorrà secondo lei per tornare alla normalità sul territorio? Diciamo che si sta lavorando per cercare di mettere alle problematiche che stanno presentando. Diciamo che i medici che stanno frequentando la scuola di formazione dall'anno scorso hanno la possibilità, dopo il primo anno, di poter aprire l'ambulatorio, quindi possono già afferire, altrimenti, e quindi dare un ai colleghi che sono sul territorio. Però è una soluzione di ripiego. Bene, dottor Tiberio, io non so come ringraziarla per essersi collegato con noi, la lascio al suo lavoro. Magari ci sentiamo nei prossimi giorni per vedere come sta andando, che cosa sta succedendo, per aggiornare proprio la situazione. Va bene? Grazie. Grazie per essere stato con noi. Ringraziamo il dottor Gianluigi Tiberio, che ricordiamo essere presidente dell'Ordine dei Medici di Udine. Grazie per averci seguito e noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo la prossima settimana, martedì, sempre alle 13:15. Arrivederci.